Il corteo di Casa Pound in Corso Milano a partire dalle 16, il presidio del centro sociale Pedro a Palazzo Moroni nel pomeriggio e un corteo di CGIL, ANPI e altre sigle e associazioni che partirà da Piazza Antenore alle 20 e poi sfilerà per le vie del centro fino all'Easton. Questo dovrebbe essere il quadro generale delle manifestazioni e cortei in programma in centro a Padova per un sabato che si preannuncia caldo e soprattutto blindato. Sarà un corteo che si svolgerà sabato pomeriggio. Il punto d'incontro partirà da Corso Milano intorno alle 16, quindi è tutto confermato e appunto sarà un corteo dinamico. Nelle scorse ore anche un vertice delle forze dell'ordine per stabilire le ultime misure di sicurezza nel rispetto del diritto di tutti a manifestare. Casa Pound annuncia di avere l'autorizzazione formale nonostante qualcuno dubitasse. Le contromanifestazioni antifasciste che prendono spunto dall'annuncio del corteo di Casa Pound non impensieriscono il movimento di destra. Il corteo è autorizzato, quindi non capisco chi scriva il contrario. Se non ci fa alcun tipo di effetto, noi marceremo e sfileremo nel pomeriggio, questi signori manifesteranno invece la sera. Il corteo di Casa Pound, lo ricordiamo, nasce in risposta all'aggressione di un mese fa a un banchetto per la raccolta firme in Prato della Valle ad opera di alcuni attivisti del centro sociale Pedro, poi identificati e denunciati dalla questura. Chiunque segua le manifestazioni di Casa Pound sa che non ci sono mai, come si può dire, momenti di tensione o problemi di ordine pubblico, sono delle manifestazioni sempre molto ordinate.